Presidente Picarella, un'elezione regionale importante non solo per il territorio agrigentino ma per tutta la Sicilia. Ecco, lei con la sua esperienza come interpreterà le problematiche del settore? Sì, è un risultato importante e sicuramente impegnativo, che mi responsabilizza molto e soprattutto importante per il nostro territorio e per la nostra Sicilia. Ripartiamo, Confcommercio Sicilia riparte con una nuova governance e soprattutto con un nuovo entusiasmo per dare quella giusta rappresentanza alle oltre 30.000 aziende associate che chiedono appunto nella nostra associazione tutela e rappresentatività. Un settore sicuramente importante, quello dei commercianti. Come vi rapporterete anche con le istituzioni, con un nuovo Parlamento regionale e anche con le autonomie locali? Sì, da subito, già da ieri abbiamo mandato la nostra nota al Presidente Musumeci e abbiamo già chiesto un incontro per poterci incontrare e sarà solo ed esclusivamente di grande collaborazione. Le nostre aziende non ci chiedono di far politica, ci chiedono di essere loro rappresentativi, di essere per loro rappresentativi per quelle che sono le esigenze delle imprese, al di là appunto di quelli che sono gli schieramenti politici o altro. Ci sono tanti fondi europei che ancora non sono spesi, molti si lamentano, molti operatori del settore si lamentano per la burocrazia e per la complicazione, perché le domande sono molto complicate. Ecco, in questo senso voi attiverete un tavolo di trattativa con chi di competenza e quindi con la Regione, con la Commissione? Indubbiamente siamo già attivi per poter sederci appunto sui tavoli regionali per dare appunto le risposte alle imprese anche sui piani strutturali, ma soprattutto su tutte le tematiche che riguardano la Sicilia, infrastrutture, turismo, commercio, pesca, agricoltura, su tutto. Il turismo la fa da padrona, ecco, siamo ad Agrigento, lei parte con un'esperienza notevole, la Valle dei Templi, ecco, può essere anche per tutta la Sicilia il vero volano di partenza, se ne parla da tempo ma ancora nulla. Beh, l'impegno che noi abbiamo sempre messo, che personalmente ho sempre messo nella mia impresa personale, ma anche e soprattutto di rappresentanza degli albergatori agrigentini e anche siciliani, sicuramente è una buona base di partenza. Il turismo rappresenta l'industria del futuro, rappresenta l'economia del futuro, del presente e del futuro della nostra regione, quindi su quello dobbiamo puntare principalmente, non lasciando però per strada tutte le problematiche appunto infrastrutturali e di sistema che la nostra regione purtroppo vive.